Rottura tra sindacati e ULSS Eugana in tema di assistenza domiciliare integrata. L'amministrazione sanitaria ha dovuto rimodulare i turni in nome di una nuova legge regionale, turni sfalsati per permettere una maggior copertura del servizio e reperibilità, il tutto però senza maggiorazioni per gli infermieri che prestano questo servizio alla comunità. Imponendo ai lavoratori un aumento del loro orario giornaliero, si parla di un'estensione della copertura oraria di 3 ore al giorno, più tutto il sabato e domenica. Questo però non comporta un miglioramento dell'attività e della capacità dei lavoratori di fare un servizio migliore all'utente, ma in realtà, siccome viene fatto senza l'aumento del personale, in realtà hanno fatto un pochino le nozze coi fichi secchi, cioè hanno addossato ai lavoratori tutto il costo di questa riorganizzazione. Le richieste, che verranno ribadite anche davanti alla sede dell'ULSS 6 con un flash mob, sono volte a garantire un servizio migliore all'utenza. Chiediamo che vengano riaperte il dialogo su 3 temi: il tema salariale, il tema della reperibilità e il tema della vigilanza serale dei lavoratori che si trovano nei distretti completamente da soli e in pericolo. Il comparto infermieristico padovano, inoltre, è tra i meno pagati del Veneto. I rappresentanti dei lavoratori stanno pensando di passare dalle parole ai fatti. È la nostra intenzione arrivare ad aprire un'azione legale contro l'amministrazione, perché tenete presente che un infermiere che percepisce uno stipendio più basso avrà una liquidazione più bassa e avrà una pensione più bassa. Ok? E io non sto parlando del sesso degli angeli. Se faccio un esempio, un dipendente dell'azienda ospedaliera dopo 42 anni, un infermiere nel caso specifico, porta a casa 200 euro al mese in meno rispetto a uno che ha lavorato lo stesso periodo all'ULSS 3. Vi sembra poco? Per me è scandaloso.